Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato ai temi della salute, in particolare insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo quest'oggi di malattia diverticolare del colon, insieme ai miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Luca Bonariol, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia all'ospedale di Montebelluna. Buongiorno, ben trovato dottore. Buongiorno. Do il benvenuto anche al dottor Alberto Sartori, medico chirurgo della stessa unità operativa complessa di chirurgia. Ben trovato anche a lei, dottore. Allora, dottor Bonariol, comincio da lei. Che patologia è la malattia diverticolare del colon? Allora, intanto ringrazio i telespettatori in ascolto e Antena 3 per l'invito. L'occasione ci è gradita per parlare di questa malattia che è estremamente diffusa, soprattutto tra la popolazione anziana, e soprattutto è una caratteristica un po' dei nostri paesi occidentali sviluppati, dove ci affligge in maniera con una certa incidenza rispetto appunto alla popolazione per esempio africana, asiatica, che ne soffre di molto meno. Questo legato prevalentemente o a fattori genetici, ma sicuramente incidono i fattori dietetico-nutrizionali. Ecco perché leggevo viene anche chiamata malattia del benessere, no? Quindi anche nei nostri paesi industrializzati la disponibilità della dieta alimentare anche ricca, forse anche troppo, di determinate componenti, ecco per questo. Esattamente. Prego. Ecco, la cosa importante da sottolineare è che è una patologia che incide soprattutto dal punto di vista del tasso di ospedalizzazione, perché sono numerosi gli accessi in pronto soccorso per questa patologia, sono di conseguenza numerosi i ricoveri nei nostri ospedali, nei nostri reparti di chirurgia prevalentemente, e gli accessi ambulatoriali. Pensiamo per esempio che negli Stati Uniti, senza arrivare così a grandi numeri, ci sono 208.000 ricoveri all'anno solo per la diverticolite, e quindi questo è legato anche a un costo e a tutto il resto. Facciamo un po' un esempio nella nostra piccola realtà locale. Abbiamo almeno 1 o 2 pazienti alla settimana ricoverati per questi episodi, per episodi di diverticolite. Parliamo dell'ospedale di Montebelluna. Parliamo della chirurgia di Montebelluna in particolare, dove ovviamente fortunatamente non sono tutte diverticoliti complicate, ma che ovviamente sono dei quadri clinici caratterizzati da una certa gravità che richiedono l'ospedalizzazione, quindi la tembioticoterapia, insomma l'osservazione clinica. In certi casi questi pazienti vanno anche alla chirurgia d'urgenza, come dirà magari il dottor Sartori più avanti. È una patologia che colpisce un po' tutti, se ricordiamo anche, ne parlavamo prima, ha colpito anche il nostro pontefice, che è stato operato di diverticolite, e infatti è una patologia che colpisce soprattutto la popolazione anziana. Il 70% degli adulti settantenni soffre di diverticolosi. Quindi è più diffusa tra gli anziani, dai 50 ai 70, è una patologia molto frequente. In realtà può colpire anche sotto i 50 anni, sotto i 40 anni, ne abbiamo di esempi da citare, anche se con frequenza ovviamente minore. Certo. Ricordo ai nostri telespettatori che come sempre siamo in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate con domande, curiosità da porre ai nostri ospiti. 0422 1628 332 il numero per intervenire, ci fa sempre piacere insomma la vostra partecipazione e anche la possibilità di darvi una risposta e dare una risposta alle vostre curiosità. Quindi ricapitolando, molto diffusa tra la popolazione anziana, dai 50 anni in su, forse i 50 anni si offenderanno per questo epiteto, però meno diffusa invece a età inferiori. Ci sono anche casi dove infatti abbiamo anche operato di pazienti sotto i 40 anni per una diverticolite. Ovviamente qui in questi casi giocano sicuramente fattori di tipo genetico, familiare, dove c'è anche una predisposizione genetica alla formazione dei diverticoli, che se vogliamo vedere qualche immagine così vi spiego che cosa esattamente sono. Iniziamo proprio da questa, che ci aiuta a fare un po' di chiarezza, dottore, prego. Allora, non so se si riesce a vedere. Tra poco la vedrà sullo schermo. Ecco, i diverticoli fondamentalmente perché se ne parla, ma in realtà non sappiamo esattamente cosa sono, quindi cerchiamo magari in parole povere di spiegarli. Intanto si chiamano falsi diverticoli perché è una estroflessione della mucosa e della sottomucosa, sono 2 strutture della nostra parete intestinale,
che si formano in particolari zone del nostro intestino dove penetrano i vasi sanguigni e quindi ci sono delle zone di debolezza. Ora, perché si formino è legato, come abbiamo detto, a fattori familiari, fattori genetici, fattori anche dietetico-nutrizionali e che incidono sulla contrattilità del nostro intestino che nei casi dei diverticolosi è particolarmente contrattile. Quindi si creano delle onde di pressione, delle camere proprio di pressione dove la pressione raggiunge i 130 anche mm di mercurio, determinando quindi nei punti di debolezza della parete del colon l'estroflessione del diverticolo. E di qui nasce la fisiopatologia del diverticolo, perché il stagno fecale all'interno del diverticolo ne induce una proliferazione batterica che poi esita in una infiammazione che nei casi più lievi finisce così, ma nei casi più gravi può arrivare addirittura alla perforazione, alla peritonite che richiede poi l'intervento d'urgenza. Certo, poi avremo modo di parlare insieme anche delle eventuali complicazioni, insomma, certo, che possono intervenire. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Tiziano qua da San Biagio di Calalta. Buongiorno Tiziano, prego. Buongiorno. Sì, volevo fare intanto saluto lei e i suoi ospiti. Buongiorno Grazie. Tiziano, Buongiorno. chieda pure, prego. Allora volevo chiedere ai suoi ospiti, cioè, quali sono i sintomi, perché a volte magari può esserci un mal di pancia, qualcosa che magari va scambiato con un'altra, ma i sintomi proprio particolari, quali possono essere? Grazie Tiziano, ottima domanda che ci ha anticipato. Prego, dottore. Allora, generalmente ci sono vari quadri di malattia diverticolare. Innanzitutto si parla della diverticolosi, che è la forma asintomatica. Poi abbiamo la cosiddetta malattia diverticolare, che sono una serie di come dire, disturbi aspecifici tante volte anche, nel senso legati a, per esempio, alterazioni nelle nostre funzioni fisiologiche intestinali, dolori soprattutto localizzati al fianco di sinistra. È un dolore spesso profondo che quando c'è un'infiammazione acuta diventa particolarmente importante. Allora in questi casi parliamo di diverticolite acuta, che può essere appunto complicata o non complicata. Quando non è complicata, i sintomi sono prevalentemente quelli del dolore al fianco sinistro, tante volte associati a rialzo febbrile agli esami ematochimici può aversi un innalzamento di alcuni indici dell'infiammazione oppure insomma o dei globuli bianchi per esempio. Ora in questi casi qua il paziente è tenuto a rivolgersi al pronto soccorso per essere valutato e visitato soprattutto. Quando ovviamente invece la diverticola è complicata e quindi può dare sono sintomi molto più gravi e quindi si parla di peritonite, quindi l'addome non si può nemmeno sfiorare e diventa insomma un addome a tavola peritonitico come si dice in terminologia medica. Ecco, con un messaggio alla nostra pagina Facebook di Antena 3 ci chiedono se i frequenti disturbi gastrointestinali potrebbero essere un sintomo, visto che stiamo parlando di come si manifesta questa malattia, della malattia diverticolare. Allora, possono in realtà manifestarsi con sintomi tipo diarrea o stitichezza, dolori addominali crampiformi, che spesso sono anche etichettati come quella sindrome che viene chiamata del collo irritabile, che è tutt'altra cosa ovviamente. Quindi può determinarsi dei sintomi abbastanza specifici, però prevalentemente quando il colon è infiammato il dolore è localizzato soprattutto in fossa iliaca sinistra, cioè al fianco di sinistra. Dottor Sartori, le chiedo se questi sintomi che abbiamo già in parte elencato possono essere in qualche modo confusi con altre patologie oppure sono facili da individuare e segnano inequivocabilmente questo tipo di patologia di cui parliamo quest'oggi? Bisogna dire che non sempre è così facile distinguerli. Spesso la flogosi che viene causata dalla diverticolite coinvolge anche organi circostanti, l'ovaio nella donna, la vescica, falsando un po' i sintomi che il paziente tende a riportare. Sta un po' alla bravura del clinico, aiutato ovviamente dal curante con cui noi spesso collaboriamo proprio per il trattamento dei pazienti e nel seguirli anche poi a domicilio, cercare un po' questo gioco quasi da ispettore gadget e capire effettivamente qual è la causa del dolore che il paziente ci sta riportando.
Poi ovviamente la radiologia e l'endoscopia, che sono ovviamente delle branche a cui con cui noi ci affianchiamo, ci aiutano nella diagnosi, e quindi con la colonscopia piuttosto che con la TAC, o come succede nel nostro distretto, che è il distretto di Asolo, con la colonscopia virtuale, che penso sia un'indagine molto interessante che fornisce molte informazioni sia ai clinici sia poi ovviamente ai pazienti. Lei ha detto che può intaccare anche altre parti, non soltanto il colon, e io ne approfitto per leggervi un'altra domanda che è arrivata. Ci scrive una persona che dice che gli è stato diagnosticato un diverticolo alla parete vescicale, che l'urologo gli ha prescritto di fare altri accertamenti, vorrebbe capire un po' meglio che cosa significa, se riusciamo a dare qualche veloce indicazione, qualche consiglio. Diciamo sì, in questo caso possiamo rassicurare assolutamente l'ascoltatore: la patologia del diverticolo vescicale non è assolutamente di pertinenza del chirurgo generale, e penso che il collega abbia dato delle ottime indicazioni. È proprio una patologia urologica che causa differenti sintomi. Quello che può accadere piuttosto è che un'importante flogosi intestinale reiterata nel tempo crei un'adesione del viscere, del colon, del sigma alla vescica, e si crei un tramite, una fistola, e quindi ci si crea questa anomala comunicazione tra i due organi, che esita con altri sintomi, ma non hanno nulla a che vedere con il diverticolo. Sono competenze diverse, mi è sembrato di capire. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, lei e i suoi ospiti. Sono Sebastiano D'Abano. Io volevo fare una domanda, che si tratta sempre di salute, non so se uno dei suoi ospiti... Prego Sebastiano, vediamo se riusciamo ad esserle di aiuto. Esatto. Prego. Io purtroppo sono parecchio sopraobeso, naturalmente peso 135, ho perso, ringraziando a Dio, 10 kg perché ero 145. Ora, da un periodo ho sempre le gambe gonfie. È vero che io a letto dormo poco e niente perché non ci riesco a stare nel letto, quindi potrebbe essere, non ho il diabete, ringraziando a Dio, potrebbe essere la circolazione del sangue. E poi quello che dico io, anche vorrei fare una cosa. Per quanto riguarda, siamo bravi nella medicina e tutto, in un anno abbiamo scoperto il vaccino per il coronavirus. È possibile mai in tutti questi anni non si è scoperto un medicinale, qualcosa che aiuta a bruciare i grassi per le persone obese? Perché naturalmente una dice puoi fare a meno di mangiare, ma non è semplice, perché è una malattia. Purtroppo l'obesità non è semplice da dire stai in digiuno. Quindi come mai non si riesce a trovare una medicina? In un anno abbiamo trovato il vaccino per il Covid. Chiaro, e Sebastiano. La gente che muore. La ringrazio, buongiorno. Chiarissimo, grazie per la sua telefonata. Chiaramente è un altro ambito che insomma non ha a che fare con il tema di oggi, però insomma con il dottor Bonariol proprio pochi mesi fa avevamo fatto proprio una trasmissione sul tema della chirurgia bariatrica, quindi legato all'obesità. Che consiglio possiamo dare? Intanto bisognerebbe sapere l'età del paziente, la prima cosa. Quindi ci sono due ordini di problemi in questo paziente. Innanzitutto il gonfiore agli arti inferiori, che può avere tantissime spiegazioni, dall'insufficienza venosa a problemi renali, può avere anche problemi cardiologici, quindi è un signore che va valutato attentamente, insomma, per capire qual è l'origine dei suoi problemi. Secondo, i 130 kg, bisogna conoscere in dettagli, diciamo, la situazione. Tra cui appunto l'età. Ovviamente le possibilità terapeutiche dell'obesità sono innumerevoli, che possono essere un primo approccio dietetico-nutrizionale, fino poi a un paziente, se ha le caratteristiche, potrebbe anche essere valutato per la chirurgia bariatrica, ovviamente, però bisogna valutare tutti i fattori di rischio e quant'altro, insomma. Quindi la cura dell'obesità c'è ed è su più fronti, dalla terapia farmacologica, dalla terapia dietetico-nutrizionale, fino all'ultima spiaggia, che è la chirurgia, ovviamente. Certamente. Abbiamo subito un'altra telefonata.
No, è caduta la linea, ne approfitto, dottore, per chiederle, ci ha portato un'altra fotografia, vorrei che ci raccontasse allora, e anche ai nostri telespettatori a casa che cosa vediamo. Mi riallaccio un po' al discorso che facevo prima e un po' a quanto dichiarato dal mio collaboratore. Vi portavo delle immagini per capire sempre come si forma, cosa sono i diverticoli. Questa è un'immagine che mi pareva abbastanza illustrativa sui diverticoli, come appaiono quando un paziente fa una colonoscopia. Noi vediamo questi fori, questi orifizi, non sono altro che la estroflessione della parete dell'intestino al di fuori di se stessa e appaiono in questa maniera e verranno descritti appunto come diverticoli, che in questo caso, come possiamo vedere, la mucosa intestinale è perfettamente integra, quindi si parla di una diverticolosi, neanche di malattia diverticolare, quindi perché appunto non ci sono nessun segno di flogosi. Se andiamo a un'altra immagine successiva, che è un'altra metodica di studio dell'intestino oltre all'endoscopia, come qua possiamo vedere, qui c'è un clisma opaco, l'immagine radiologica in alto, dove possiamo ben vedere questi piccoli granellini, queste piccole sacche che protrudono dalla parete intestinale, che appunto sono queste, dottore, che stiamo esattamente, indicando. questi sono i diverticoli. Differenza tra diverticolosi e diverticolite, mi sembra di capire che sia in base alla sintomaticità. Sì, la sintomatologia in primis distingue tra la diverticolosi e la diverticolite. Poi ovviamente la diverticolite viene studiata, l'immagine più significativa che ci dice se il paziente ha un'infiammazione acuta con una complicazione è l'ATAC. L'ATAC studia benissimo la parete del colon e ci dice appunto il grado di diverticolite, il grado di severità della diverticolite. Abbiamo una telefonata in studio, vediamo se l'abbiamo recuperata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno, sono la signora Perin Bruna. Prego Bruna, Volevo chieda fare pure. una domanda a uno dei due medici. Chieda pure, Io prego. sono stata operata di tumore alla mammella. In seguito alla chemio mi sono bloccata, non riuscivo più ad andare in bagno. Con la coloscopia mi hanno diagnosticato che avevo la diverticolite e io sto continuando a prendere Normix ogni mese. Va bene? Grazie. Grazie signora Bruna per la sua telefonata. Chi vuole rispondere? Prego dottore. Prego, tutto sì. Ma allora, dobbiamo dire un pochino che, parlando proprio di scienza, non ci sono studi clinici che abbiano avvalorato del tutto l'utilizzo di Normix piuttosto che probiotici. Hanno tutti dei bias, cioè degli errori, nella compilazione dello studio che non ci portano a un'evidenza scientifica elevatissima. Sicuramente il Normix ha una prevenzione. Quello che sappiamo è che da questa condizione anatomica, mediante l'assunzione che sia di antibiotici che sia di probiotici, non si ritorna indietro. C'è una condizione anatomica acquisita per cui ormai il paziente deve convivere. Spesso associata, come avevamo detto prima, la stipsi e alla fatica. Ovviamente nel caso della signora la stipsi è determinata dall'uso di alcuni farmaci che ovviamente sono fondamentali per la completa guarigione della sua malattia oncologica. E quindi insomma consigliamo di seguire sempre la prescrizione naturalmente che le è stata data. Mi interessa molto capire le cause, perché spesso l'alimentazione in determinate patologie è fondamentale. Vorrei capire se anche in questa patologia, se nella malattia diverticolare è determinante oppure no e quale potrebbe essere poi la dieta adatta, dottore. Allora, stiamo parlando di dieta e nutrizione, diciamo che è uno dei principali elementi in causa nella formazione dei diverticoli dell'intestino. Parliamo dei diverticoli del colon, dove una dieta priva di fibre, con uno scarso apporto idrico, è il principale fattore scatenante la malattia diverticolare. Ricordiamoci che un corretto stile di vita riduce del 75% anche il rischio che questa malattia vada incontro alla diverticolite, quindi anche alle complicazioni. Quindi una dieta ricca di scorie e di probiotici sicuramente è un fattore importantissimo per il benessere del nostro intestino.
Ecco, tenendo conto anche, perché oggi se ne parla moltissimo, che una dieta priva di scoria altera il microbiota intestinale, che è uno degli argomenti più attuali che ci possono essere in questo momento, perché modifica, crea un dismicrobismo, quindi altera la flora batterica, portando alla prevalenza di batteri cosiddetti cattivi, che possono alterare le barriere della mucosa intestinale, le capacità di difesa immunitaria locale, appunto a livello del colon, e quindi possono far evolvere una malattia diverticolare in una diverticolite, per esempio. Vi pongo un'altra domanda che insomma c'entra relativamente con questo, ma che parla comunque di alimentazione. Ci è arrivata anche questa tramite un messaggio. Ci scrive una persona che è stata operata di diverticoli al colon da una settimana e che però quando mangia è come se si sentisse lievitare la pancia. Insomma, fa questa metafora. Prego, dottore, sì, che consiglio possiamo dare? Di pazientare. La pazienza è la prima cosa. Spesso accade che i pazienti anche operati di colecistectomia, quindi un intervento che si esegue molto più frequentemente, lamentino dei disturbi legati all'alimentazione e alla digestione. Egualmente per il signore che ha contattato deve avere un po' di pazienza, deve dare tempo, ecco, anche al proprio intestino di abituarsi a questa nuova condizione anatomica, seguendo la dieta che sicuramente i colleghi hanno prescritto, e di pazientare, avere un po' di pazienza. Qualora dovesse persistere questa sensazione quando ci si alimenta dopo allora, questo tipo di uno dei consigli intervento? che io do spesso è il consiglio della nonna, quello di mangiare lentamente, senza il telefono, senza la televisione, bevendo adeguatamente durante il pasto, in modo tale da dare il tempo alla digestione e non inghiottire la famosa aria, quando le nonne ci dicevano guarda che butti giù solo aria mangiando velocemente. E spesso i consigli sono poi quelli più azzeccati. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Mauro da Favaro Veneto, provincia di Venezia, 64 anni. Buongiorno Mauro, prego. Sì, buongiorno, io sono stato operato, sono Mauro di 64 anni di Favaro Veneto, Venezia. Prego. Io sono stato operato nel 2019 come ultimo intervento all'ospedale All'Angelo dall'equipe del dottor Rizzo e sono stato operato al sigma dell'intestino. Praticamente mi hanno tolto 35 cm di intestino per levare via tutti i diverticoli che c'erano. Volevo solo capire una cosa, c'è la possibilità, magari aver fatto l'intervento, che si riformino di nuovo? Grazie Mauro, chi vuole rispondere? Grazie per la sua telefonata. Allora, prego, in realtà dottor. Quando... Intanto le chiedo questa precisazione, cos'è il sigma? Così allora, il sigma è la precisi. parte, possiamo dire che riguarda i settori di sinistra del nostro colon. Il colon si divide in varie parti, il colon di destra, il colon trasverso, poi c'è il colon discendente, la parte finale riguarda il sigma e poi il retto. Quindi la parte diciamo più distale di sinistra si chiama sigma ed è la sede dove si formano i diverticoli, più spesso. Come nel caso del nostro telespettatore. Allora, spesso i diverticoli popolano un po' tutti i settori del nostro intestino, soprattutto a sinistra. L'indicazione chirurgica, penso che il signore abbia avuto delle diverticoliti, se l'hanno operato, ecco, non so se l'hanno operato in urgenza o in elezione, comunque è stato asportato, in genere si asporta il tratto di colon più ammalato. Diciamo. Questo previene la recidiva e la qualità di vita dei pazienti nettamente migliora. In realtà, essendo stato il paziente sottoposto alla rimozione del colon sigmoideo, diciamo il rischio che possa avere un'altra recidiva di diverticolite credo che sia molto bassa. Se, però non conoscendo il caso, quindi non conoscendo esattamente quanti altri diverticoli ha sparsi nel colon, però generalmente essendo stato trattato la parte più colpita del colon, credo che si possa considerare guarito. È la parte più colpita quella del sigma, ma non l'unica, dottore? È prevalentemente il colon discendente, quindi i settori di sinistra, probabilmente per motivi genetici, come le dicevo prima forse nel preambolo, per esempio i settori di destra sono più colpiti nelle popolazioni asiatiche,
per esempio. Questo forse è legato a motivi nutrizionali, forse è legato a motivi genetici, non lo sappiamo, però è rara la diverticolite del colon di destra, per esempio. Forse perché strutturalmente il colon di destra è diverso dal sinistro, quindi ha una parete molto più sottile, quindi gioca più a sfavore quella contrattilità di cui parlavo prima. Chiaro. E a proposito di Sigma, perché poi insomma le domande arrivano anche sempre molto pertinenti, altra domanda che ci è arrivata di una persona che ha subito un intervento di resezione del Sigma per una diverticolite ascessuata. Dice che ha avuto un post-operatorio terribile, a 3 mesi dall'intervento non si sente tornata in piena forma, ha ancora dei dolori, dei pizziconi nel tratto che è stato operato e fastidi alla ferita. Chiede se abbiamo qualche consiglio da dare. Alberto. Prego, dottore. Intanto non si può essere che empatici nei confronti di un paziente così che dopo un evento acuto continua ad avere dei sintomi, no? È chiaro che un evento, come ci ha descritto il signore, un evento acuto che è stato trattato con un ascesso presente, molto probabilmente, ma non con una certezza assoluta, ha causato anche delle aderenze. È stato un evento acuto che quindi è stato indubbiamente trattato nel migliore dei modi, ma che può esitare con delle aderenze che possono essere un po' la causa anche di questi fastidi e di questi dolori. Ci manca un po' da sapere la tecnica utilizzata, cioè ovviamente se per via mini-invasiva o per via laparotomica, però ecco, è un evento che può assolutamente accadere, soprattutto quando c'è un evento così grave come l'ascesso. Quindi anche in questo caso avere un po' di pazienza? Bisogna avere un po' di pazienza, poi bisognerà rivedere il paziente e capire appunto anche dal punto di vista endoscopico eventualmente in futuro che sia tutto ritornato alla normalità. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Sono Mauro da Belluno. Buongiorno Mauro, prego, chieda pure. Vorrei chiedere, io sono andato per la colon, il mio dottore mi ha mandato, no? Perché al mattino, magari prima, un'ora prima, 2 ore prima, mi svegliavo, avevo sempre un dolore alla parte sinistra. Mi hanno mandato a fare la colon e mi hanno trovato, aspetta un attimo, numerosi diverticoli al sigma e colon destro. Però non mi hanno prescritto niente, insomma. Però sì, al mattino mi faceva male prima di alzarmi, no? Mi alzavo, magari andavo in bagno così durante il giorno mi faceva più male, insomma. Certo. Sta fitta, come una fitta che mi faceva, insomma. Quindi non ha avuto altre indicazioni particolari, insomma, da... No. Ok. Sì, dal mio medico, neanche che ho fatto la colon, insomma. Grazie Mauro. Dottore, Grazie a lei. Prego, grazie. Per rispondere al paziente che ci dice sommariamente che cos'ha, quindi non sappiamo esattamente lo stato della mucosa dei diverticoli, se è infiammata oppure non è infiammata, ma ci dà sicuramente la possibilità di dire che questo è un caso non solo di diverticolosi, ma di malattia diverticolare, non complicata ovviamente, perché non starebbe qui a telefonarci in questo momento. Cioè nel senso che il paziente ha dei dolori addominali che possono essere collegati sicuramente alla malattia diverticolare, perché ha dei disturbi che sono il dolore, prevalentemente queste alterazioni delle sue funzioni fisiologiche intestinali, per cui ci dà anche la possibilità di dire che questo paziente si gioverebbe molto di una corretta alimentazione, di un adeguato apporto di fibre, di acqua e di probiotici. Quindi sicuramente questo gli potrebbe essere d'aiuto nel prevenire ulteriori evoluzioni della sua malattia. Poi andremo ancora più nel dettaglio sul tema della prevenzione, insomma, di quali possono essere le strategie giuste, insomma, per convivere anche per quanto poco serenamente, ecco, con questa patologia. Dottor Sartori, quando però si rischia un attacco acuto, e quindi un episodio acuto che ci costringe a rivolgerci al medico, al pronto soccorso? Sul quando saremo dei maghi a saperlo un pochino. Certo è che la frequenza e il ripetersi di attacchi ovviamente dolorosi un po'
ci aiuta a capire, ecco, quale potrebbe essere un campanello d'allarme. Quindi la frequenza di questi dolori che si ripetono possono, ecco, indicarci di prestare un po' più di attenzione ovviamente ai sintomi e a quello che succede. L'alterazione, magari la difficoltà ad evacuare è uno dei sintomi, perché talvolta questa malattia in fase acuta, anche una volta risoltasi anche la flogosi, causa quasi una sorta di pseudotumore che costringe e stringe il lume del viscere e quindi risulta più difficile, ecco, il passaggio delle feci. Quindi anche una stipsi può essere un campanello che insorge progressivamente, così come la frequenza dei dolori e delle crisi dolorose del paziente. Altra telefonata in studio. Oggi, insomma, tante domande arrivano da casa, quindi abbiamo capito che è parecchio frequente, parecchio diffusa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi chiamo Antonella e parlo per mia mamma che ha 92 anni. Buongiorno Antonella. E che da circa un anno è stata diagnosticato questa diverticolosi e ha dolori frequenti, specialmente in questo ultimo periodo, dolori frequenti. Prende il Normix, il Pentacol, insomma, però quando ha i dolori le è stato consigliato di prendere la tachipirina da 1000, che però non fa più di tanto, oppure il Tachidol o il Moment. Ecco, vorrei sapere se questi antinfiammatori sono validi, se può, diciamo, quanti ne può prendere, se hanno degli effetti collaterali, e poi se ci sono, una seconda domanda, degli alimenti proprio da evitare. Grazie. Grazie Antonella. Chi vuole rispondere? Prego, dottore. Allora, primo tema, possono essere utili questi antinfiammatori? Allora, intanto devo dire che la signora sta facendo una terapia corretta, nel senso che sta usando il Pentacol, che è un antinfiammatorio che agisce localmente sull'intestino, quindi non viene assorbito, quindi diremo che è abbastanza innocuo, insomma può avere un effetto assolutamente benefico. Il Normix che sta prendendo va benissimo perché è un disinfettante, un antibiotico che agisce anche quello a livello locale, quindi dovrebbe giovarsi innanzitutto di questa terapia. Nel caso di dolori va benissimo la tachipirina, non più di 3 volte al giorno, e soprattutto considerando che la signora è anziana, ma associerei nel caso di dolori degli spasmolitici che tolgono la contrattilità a questi spasmi dell'intestino, e la signora potrebbe assolutamente giovarsi anche di questo. Seconda domanda era: quali sono i cibi assolutamente da evitare per chi ha questa patologia? I cibi da evitare in realtà, per esempio cibi molto speziati, potrebbero incrementare lo stato infiammatorio del diverticolo, anche se, ripeto, come forse abbiamo detto, non c'è una evidenza scientifica che ci dice no questo, no quello. Diciamo, la cosa è un po' affidata al buonsenso, una corretta alimentazione fatta di un adeguato apporto idrico, fatta ricca di scorie, sicuramente aiuta l'intestino e di conseguenza aiuta anche il paziente. Per esempio non è dimostrato, ma per esempio evitare i cibi contenenti semi, per esempio, anche se questo non è, ripeto, se ne parla molto, ma non è scientificamente evidente, dimostrato. Beh, infatti proprio ci chiedevano se la frutta con quei semini piccoli potrebbe essere pericolosa, no. Perché potrebbe essere, per esempio, che si infili, diciamo così, un termine improprio all'interno del diverticolo e ne causi, diciamo, l'intasamento e la proliferazione batterica. Ma, ripeto, non c'è è un po' affidata un po' al buonsenso, diciamo, ecco. L'idratazione, quindi il bere tanta acqua, è utile? Almeno 1,5 litri è assolutamente d'obbligo, anche per persone che non soffrono di diverticoli. Certo, questo in via generale, insomma, una buona pratica, certamente. Dottor Sartori, parliamo della diagnosi. La TAC è l'esame principe o, insomma, come vi muovete dal punto di vista diagnostico? Allora, innanzitutto bisogna differenziare il paziente che arriva in acuto con il paziente che arriva in elezione e che abbiamo più tempo per studiarlo. Il paziente che arriva in acuto, indubbiamente la TAC è un ottimo mezzo diagnostico che ci aiuta a fare il primo screening sulla gravità, la presenza di ascessi di aria libera, che vedremo anche con indagini più semplici, ma ovviamente
in questo caso già sfruttiamo la TAC, la presenza di liquido, magari in addome, e della flogosi. Differente poi invece è il paziente che abbiamo il tempo di studiare. Allora possiamo decidere di utilizzare il classico esame endoscopico, la colonoscopia di cui abbiamo visto prima le immagini, oppure la colonoscopia virtuale, che è una TAC virtuale che dà una ricostruzione tridimensionale del viscere e dei vasi che lo irrorano e ci dice dove sono i diverticoli, se vi è una stenosi, se magari vi sono associate altre patologie, e questo ci aiuta soprattutto nella programmazione poi di un intervento per il paziente. E quindi questa è un'indagine più accurata che ci restituisce un'immagine più precisa, se vogliamo, della situazione? Ma sì, perché esattamente noi non la eseguiamo nel momento acuto, dove potremmo essere falsati con le informazioni appunto proprio dall'acuzie dell'evento, ma viene eseguito in genere a distanza dall'evento acuto e quindi ci dà un'immagine effettiva di com'è la situazione una volta risoltosi la flogosi, in modo da poter calibrare adeguatamente l'intervento per ciascun paziente, senza eccedere e senza essere effettivamente troppo aggressivi magari. Certo. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno a voi, sono Maria da Verona. Buongiorno Maria, prego. Volevo chiedere, io ho la calprotectina fecale positiva, la metaplasia intestinale, sono stata operata di colicistectomia 10 anni fa e volevo chiedere se potrebbe essere un inizio di diverticoli. Ecco. Quindi un consiglio. La calprotectina fecale ho fatto un'indagine e adesso devo rifarla, tanto sono stata curata con Naunix, così, però ho livelli più diarroici che stipsi. Ci può ripetere esattamente di cosa è stata operata 10 anni fa, se abbiamo capito bene? Policistectomia. Policistectomia. Okay. Beh, la calprotectina è un indice che viene dosato nelle feci, nei campioni di feci, ed è un parametro un po' specifico, diciamo, però se mi pare di aver capito bene la signora soffre di diarrea e quando abbiamo dei parametri elevati di calprotectina, questo può essere per esempio un indice non solo di diverticolite, ma potrebbe essere per esempio la spia di una malattia infiammatoria cronica intestinale, che è un'altra patologia, insomma, quindi la signora quantomeno dovrebbe fare una colonoscopia. Ecco, quindi insomma un'indagine ulteriore, sì, certo. Ecco, per capire. E speriamo di aver risposto anche a Maria, grazie per la sua telefonata. Credo sia importante fare una distinzione, perché ci sono arrivati molti messaggi, credo ci sia un po' di confusione con la sindrome del colon irritabile. Ci aiutate a fare un po' di chiarezza e capire in che cosa differiscono? Come dire, è difficile distinguerli perché insomma possono essere uno all'origine dell'altro, insomma, quindi in genere quando parliamo di sindrome colon irritabile intendiamo una serie di disfunzioni intestinali caratterizzate da alternanza di stitichezza, diarrea, dolori crampiformi, intolleranza alimentare, quindi è una serie di sintomi che si confondono moltissimo con la diverticolite o con la malattia diverticolare, la quale però la distinguiamo perché ha un dolore più localizzato a sinistra, mentre la sindrome colon irritabile sono spesso legate a disturbi dispeptici con discomfort addominale, ma non così specifici come nel caso di diverticolite, insomma. Può essere la causa? Potrebbe essere che i diverticoli, come dicevo prima, legati a queste alterazioni della motilità intestinale, che crea questa sensazione di gonfiore, di difficoltà evacuativa, quindi sono sintomi che spesso si sovrappongono quando la fase non è acuta, ovviamente, che possono sicuramente confondersi, è difficile distinguerli. Certo. La distinzione avviene solamente facendo delle indagini diagnostiche. Certo, e con una domanda da casa ci è arrivata un'altra domanda che ci apre un altro tema, di una persona che dice che soffre di colon irritabile e che per lavoro passa molte ore seduto, quindi cerca di compensare facendo delle lunghe camminate quando possibile e vorrebbe un consiglio, vorrebbe capire se può essere utile, se può giovare in qualche modo.
elementi di prevenzione in questa problematica è, come dicevamo prima, è una dieta ricca di scorie, ricca di acqua, limitare i grassi, le carni rosse per esempio, ma soprattutto uno dei fattori di prevenzione importantissimo, perché regolano le nostre funzioni fisiologiche, è la pratica dell'attività sportiva quotidiana. Quindi direi che il paziente fa assolutamente bene a camminare. 30 minuti di camminata al giorno sono un fattore di benessere. Tocca sana. Dottor Sartori, abbiamo parlato della diagnosi, passiamo a parlare della terapia, quindi come insomma, si cura questa patologia? Sì, è un po' cambiata nel tempo. Una volta eravamo indubbiamente più aggressivi. Oggi, grazie alla diagnostica, grazie alle tecniche endoscopiche e radiologiche, riusciamo a essere più conservativi nei confronti del paziente, quindi quasi creando una chirurgia per ciascun paziente, ovvero cercando di trattare ascessi, ad esempio causati da diverticoliti in maniera endoscopica, radiologica. Viene l'esempio di una recente signora che abbiamo avuto ricoverata con un ascesso causato da una diverticolite, una signora molto anziana, che è stato trattato dal punto di vista radiologico e la signora è tornata a casa con il suo intestino e la sua pancia chiusa ancora senza tagli o altro. Così come viene in mente anche l'esempio di cui ne parlavamo prima, di un ragazzo che invece a seguito di numerosi episodi e di un continuo malessere, egli stesso non tollerando più ovviamente questa situazione, avendo una situazione anatomica che proponeva l'intervento, ci ha portato a operarlo in laparoscopia. E infine un altro esempio che credo interessi molto alle persone, ovvero quelle persone che vengono operate spesso in urgenza perché hanno una peritonite, no? E finisce col famoso sacchetto, cioè una stomia, che è un evento drammatico vissuto drammaticamente spesso dai pazienti con grande terrore, e anche in questo caso viene trattata la ricanalizzazione, cioè viene ricreato il lume intestinale sempre in chirurgia mini-invasiva, quindi riutilizzando, studiando bene il paziente e arrivando a un intervento standardizzato appunto proprio per il paziente che abbiamo davanti a noi. Certo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno? Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Prego, chieda pure, signora. Sì. Allora, io ho dolori, mi sembra che è dal fegato, io so che ho i diverticoli, mi sembra che è qui dal fegato a destra qui, perché non ho voglia mai di mangiare, devo ancora pranzare, mangio poco e pochissimo, ma ho sempre sta nausea qua che ho come nausea, mi sembra sempre di rimettere, io mangerò fra mezz'oretta un po' di minestra e basta. Non so cosa sia qui, se sia il fegato, siano i diverticoli qui sulla destra. Allora signora, grazie per la sua telefonata. Intanto non conosciamo chiaramente tutto il caso della signora. Il dottor Bonariol, che io lo conosco da bambino, il dottor Bonariol. Vediamo se riesce a darle un consiglio. Allora, i casi sono sempre più difficili, diventano sempre più difficili. Certo. Comunque direi che la signora ha una sintomatologia un po' atipica. Può essere legata alla diverticolite? Allora, se ho capito bene, i dolori sono localizzati soprattutto al fianco di destra e sono un po' inverosimili, diciamo. Però dobbiamo ricordare una cosa, che spesso la diverticolosi si associa ad altre problematiche gastrointestinali. Per esempio, una forte associazione è tra la diverticolosi e la calcolosi della colecisti, quindi, oppure per esempio con l'ernia iatale. Quindi è probabile che la signora abbia magari delle coliche al fegato legate alla calcolosi della colecisti. Quindi quantomeno dovrebbe sottoporsi, per esempio, come esame di primo livello ad un'ecografia addominale. Cioè, anche perché se ha difficoltà ad alimentarsi, la calcolosi della colecista è molto sintomatica e può dare anche difficoltà nell'alimentazione. Insomma, intanto partirei da quello, insomma, per capire. Per fare un'indagine, esatto, insomma, un po' più specifica. Però non credo che sia una cosa imputabile ai diverticoli, perché non danno difficoltà ad alimentarsi e quant'altro, insomma.
Quindi insomma da chiarire, da capire meglio quale può essere l'origine. Torno a lei, dottor Sartori, perché abbiamo detto che anche la terapia è molto cambiata nel corso degli anni e nel corso del tempo. Le chiedo però quando, nel caso di questa patologia, si passa dalla terapia farmacologica a quella chirurgica, quindi quando si decide di operare e perché si decide di operare? Ma innanzitutto non è più solo la frequenza degli episodi dolorosi, no? Una volta si diceva al terzo episodio è meglio indicare l'intervento, ma non è solo questo, ovviamente, perché come tutti gli interventi è un intervento che ha dei rischi e ovviamente si è visto che sottoporre il paziente a interventi di questo tipo senza una vera indicazione lo si sottopone più a rischi che a benefici. Quindi si valuta indubbiamente i rischi, si valutano lo status del paziente, complessivamente la persona nel suo complesso, l'età, le comorbidità, ne abbiamo sentiti tanti pazienti che hanno varie comorbidità, e poi lo status del proprio colon, cioè c'è una stenosi invalicabile, allora pensiamo a questo, c'è una fistola, allora sì, pensiamo indubbiamente all'intervento. Quindi una chirurgia che viene indicata non più in base solo al numero di episodi, ma anche proprio valutando lo stato flogistico e le caratteristiche del paziente. No? Chiaro. Altra telefonata, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, prego, chieda pure. Sì, chiamo da Valdagno. Io sono un malato di diverticolite cronica. Certo. Sono andato a fare gli esami, ultimamente ho le emoglobine che sono circa 500 e la calprostochettina fecale anche quella su 500. Io ho fatto la cura, dottoressa, vado avanti alla cura di Pentacol 1200 per 15 giorni e poi mi ha ordinato Normis, perché io vado al gabinetto 4 volte a mattina, come mangio, come faccio colazione, vado al gabinetto 3-4 volte a mattina, come mangio a pranzo, vado al gabinetto. Sono 15 giorni che continua così. La dottoressa non sa più cosa fare e io non so più cosa fare. Se potete darmi un consiglio. Certamente, cerchiamo di darle insomma un'indicazione. Grazie per la sua telefonata. Intanto parliamo di una patologia che è cronica, che è già cronicizzata. Sì. Ecco, come diceva il collega, diciamo l'indicazione alla chirurgia va tailorizzata, diciamo, in base alle caratteristiche del paziente e soprattutto alla sua qualità di vita. Non sono più sufficienti, come ha detto lui, gli episodi, ma in realtà i disturbi che ha il paziente. In questo caso, per rispondere al signore, si tratta di una diverticolite cronica che gli crea ovviamente notevoli disturbi, quindi dovrebbe quantomeno sottoporsi a un'indagine, che può essere una colonoscopia virtuale o comunque una colonoscopia, per capire il grado di severità che ha la diverticolite, la diverticolosi, e quindi essere valutato in un ambito specialistico chirurgico per vedere se ha un'indicazione all'asportazione del sigma, presumo, da come dice. Anche perché in questi casi i sintomi vanno davvero a inficiare la qualità della vita. Ecco, la cosa importante è che quando noi poniamo indicazioni è che noi dobbiamo parlare faccia a faccia col paziente, prospettargli tutti quali sono i benefici e i rischi di questa patologia, però dalle evidenze scientifiche che abbiamo la chirurgia sicuramente migliora la qualità di vita di questi pazienti affetti da diverticolite cronica. Certo, quindi insomma anche in questo caso l'indicazione è quella di indagare, sì, un po' meglio, ecco. Sì, non fermarsi ai disturbi. Certamente. Dottor Sartori, tornando a parlare sempre di chirurgia, oggi la mini-invasività ha un ruolo fondamentale, no? Sì. Rispetto alla chirurgia tradizionale. Sì. Poi noi oggi intendiamo anche la mini-invasività a 360 gradi, non solo l'atto operatorio, ma anche il trattamento del paziente nel pre e nel post-operatorio, quindi non semplicemente l'atto chirurgico,
ma la laparoscopia, ecco, sicuramente, ecco, fa la parte del leone in questo caso. L'approccio mini-invasivo nei confronti del paziente in elezione, ma anche in urgenza, cioè noi non ci riserviamo anche il trattamento in urgenza. Abbiamo c'è un'equipe giovane ma esperta che ha indubbiamente ottime capacità e ha la capacità anche di affrontarlo in elezione, quindi riducendo le incisioni, ma poi la nostra mini-invasività è a 360 gradi con l'aiuto dei nutrizionisti, dei fisioterapisti, in modo anche da aiutare, come dicevamo prima, questi pazienti che molto spesso hanno un'età avanzata, anche a riprendersi più velocemente, quindi una mini-invasività a 360 gradi e non solo del chirurgo. Il vantaggio è proprio per i pazienti, no? Che si sottopongono a questi interventi in regime di mini-invasività, no? Esattamente, c'è un vantaggio diretto del paziente, ovviamente con una ridotta ospedalizzazione e una rapida ripresa alle attività quotidiane, e c'è un vantaggio anche per la salute pubblica, perché questo implica ovviamente una ridotta degenza e quindi una ridotta spesa che in questo momento ovviamente ha una certa attenzione da parte delle amministrazioni. Com'è il post-operatorio di questi pazienti, dottore? Allora, il post-operatorio, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che operare un paziente con una diverticolite non è mai un intervento semplice, perché coesistono all'interno del suo addome dei fenomeni infiammatori molto severi e, come ha detto il collega, spesso questa infiammazione coinvolge gli organi viciniori, quindi la vescica, le ovaie, insomma la tuba, e quindi rende questo l'intervento molto complesso e rischioso. Quindi sicuramente noi riusciamo a fare gli interventi in laparoscopia, ma tante volte questi interventi richiedono anche la conversione, cioè praticamente bisogna aprire la pancia del paziente per riuscire a raggiungere il risultato voluto. Quindi il decorso operatorio cambia differentemente, come ha detto lui, la ripresa dopo la laparoscopia è sicuramente più facilitato perché il paziente riprende anche le sue funzioni fisiologiche in breve tempo rispetto al paziente operato in laparotomia, che ha un recupero molto più lento e forse anche più dolore, ovviamente. Dalle telefonate che abbiamo ricevuto abbiamo percepito, insomma, ci hanno chiamato signore e signori, per cui è una patologia che è diffusa in entrambi i sessi. Sì, allora, prevalenza? Fino a 50 anni direi che c'è una prevalenza del sesso maschile, in un rapporto quasi 3:1. Dopo i 50 anni, 60-70, la cosa quasi si equivale o forse è prevalente nel sesso femminile. Certo. Se non trattata, che complicanze può portare? Allora, se in genere il paziente viene ricoverato, facendo un caso un po' emblematico, viene ricoverato per una diverticolite, noi la prima indagine che noi facciamo è l'ATTAC addome, che è l'esame principale per vedere lo stato di infiammazione ed escludere eventuali complicazioni. Quindi noi trattiamo immediatamente il paziente, in questo caso con allettamento, il digiuno per alcuni giorni e una terapia antibiotica, anche se non è dimostrato che nella diverticolite non complicata l'antibiotico serva. Noi comunque lo facciamo lo stesso, associandovi anche degli antinfiammatori locali, degli antibiotici locali, e questo permette la risoluzione. È chiaro che se il paziente con dei sintomi legati a febbre, dolore addominale importante, non si rivolge al pronto soccorso, oppure rifiuta il ricovero, quindi stiamo parlando di una diverticolite acuta, il paziente poi evolve alle complicazioni della diverticolite, che sono appunto la perforazione, quindi può sviluppare un quadro di peritonite, e quindi in questo caso deve per forza ricorrere all'ospedale e è sottoposto all'intervento d'urgenza, dove il confezionamento di una colostomia è quasi al 100% dei casi. Ecco perché siamo in chiusura, mai ignorare i campanelli d'allarme e insomma le buone pratiche che rientrano nella prevenzione di cui abbiamo parlato, e quindi una dieta equilibrata, idratarsi, bere molta acqua, evitare alcuni cibi, poi l'attività fisica sono temi sicuramente importantissimi per tutta la nostra salute, non soltanto per chi ha questa patologia. Ringrazio il dottor Luca Bonariol, direttore
direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia all'ospedale di Montebelluna. Grazie dottore, grazie al dottor Alberto Sartori, medico chirurgo della stessa unità operativa complessa. Grazie di aver risposto anche alle tante domande dei nostri telespettatori in questa giornata, il 21 novembre, che è anche la festa della Madonna della Salute. Grazie a voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.